Seconda parte di 7 in punto, lasciamo la storia, le tracce, la memoria raccontate dalle scarpe, un passato che più di qualche volta nel presente un po' rimpiangiamo, no? Un presente che in quel passato immaginavamo forse molto più roseo di quello che stiamo vivendo. E soprattutto un presente dove il lato grigio è rappresentato da questa economia, da questa impresa, imprenditorialità, da questo mondo della produzione che ha subito una battuta d'arresto e forse non eravamo abituati a questa battuta d'arresto perché il sistema della produzione dell'economia si era basato tutto insomma sul cosiddetto PIL. Per parlare di gestione dell'impresa, per parlare di come far rilanciare le molte imprese, purtroppo sono tantissime quelle che chiudono, lo facciamo con un consulente di sistemi direzionali, Gianni Dal Pozzo. Buongiorno. Buongiorno. E benvenuto. Innanzitutto una riflessione di carattere filosofica. Lei è un ingegnere e quindi studia tutti i sistemi per ottimizzare al meglio le risorse che possono esserci in una impresa. Sì. Siamo in un momento in cui le risorse effettivamente mancano a tutti i livelli. Che tipo di riflessione filosofica si può fare al di là della battuta? Nel senso, eravamo troppo presi da basare l'economia sul PIL e quindi oggi bisogna recuperare un valore che può essere, diventa esso stesso, il prodotto diventa il valore? Assolutamente sì, bisogna ritornare alle origini. Bisogna ritornare alle origini e quindi le aziende devono... Alle scarpe di prima. Ecco, anche, bisogna ritornare al prodotto, nel senso che le aziende devono recuperare assolutamente competitività, non necessariamente soltanto competitività interna, e sicuramente devono combattere tutto ciò che non dà valore aggiunto. Diciamo che le aziende nel tempo si sono abituate in qualche modo a crescere e a trasferire l'inefficienza verso l'esterno. Si è passati da una logica di product out, ovvero i prezzi di fatto venivano fatti secondo una logica per cui costo più margine, quello che ne risultava era semplicemente il prezzo di vendita verso il mercato. Quindi si acquistavano e si vendevano le merci a prezzi che non corrispondevano all'oggettivo valore? Non necessariamente al valore trasferito, è cambiata la polarizzazione, bisogna ritornare invece a una logica di marketing, ovvero è il mercato che fa il valore, anche perché ormai siamo in un contesto di mercato globale, abbiamo la concorrenza non solo cinese evidentemente, e quindi dobbiamo invece pensare prima di tutto al valore trasferito, quindi il prezzo, da questo prezzo sottrarre il margine necessario perché l'azienda continui ad esistere e quello che ne risulta è il costo e bisogna lavorare sui costi, quindi bisogna in qualche modo combattere tutto ciò che non dà valore aggiunto al cliente. Faccia capire. Prego. Traduciamo in termini più pratici. Allora, se prima io producevo una bella scarpa, sì. Poi siccome era una bella scarpa, sapevo che potevo venderla senza grosse difficoltà, certo. Ci caricavo il mio guadagno e anche qualcosa in più, andavo sul mercato, il mercato domestico, il mercato europeo, perché appunto non c'era la globalizzazione, e la vendevo. Chiaro. Adesso invece devo dire, per vendere una scarpa con la globalizzazione, la concorrenza, una scarpa oggi per essere venduta deve costare X. Certo. Allora non posso più fare la scarpa come dico io, ma parto da quel valore, cioè se vendo la scarpa da 5 euro, devo produrre una scarpa dove costi 2 euro più l'euro di margine. E quindi... La qualità però in questa maniera la qualità va deve a essere, picco? assolutamente no, bisogna chiaramente togliere tutte quelle attività che non aggiungono valore al prodotto. Faccio un esempio, per produrre la scarpa necessariamente abbiamo un processo produttivo, l'attività del processo produttivo sono chiaramente attività che aggiungono valore, quindi queste non vengono assolutamente messe in discussione. Viene però messa in discussione tutta la catena logistico-produttiva che va in qualche modo a produrre e a realizzare il prodotto, quindi per esempio parliamo di scorte, tutte le scorte intermedie, tutti i magazzini, tutto il materiale in eccesso, questo deve essere messo in discussione. Questo è lo spreco tipico di ogni azienda. Bisogna necessariamente produrre secondo una logica just in time, per esempio, questa è una delle tecniche, ma non vorrei, tra virgolette, banalizzare, non è semplicemente questo. Ci sono tutta una serie di logiche legate al sistema produttivo che in qualche modo nel passato non venivano messe in discussione. Questa cosa ormai è data per scontata e se vorrei dire addirittura consolidata nel settore automobilistico. Noi stiamo parlando di una tecnica, quindi quando parliamo di lotta allo spreco, di fatto facciamo riferimento al modello Toyota, ma il modello Toyota esiste dal secondo dopoguerra. Questa è la cosa vogliamo ricordare cos'è questo modello? Il modello
modello Toyota significa... che non è un modello della fabbrica Toyota. No, assolutamente, diciamo no. È nato in Toyota nel secondo dopoguerra e poi oggi è più comunemente conosciuto come il metodo Cartiz per il spumato. No, assolutamente, è conosciuto come modello Lean, la Lean Organization, ovvero ridurre tutte le attività che non aggiungono valore coinvolgendo però le persone, quindi ritornare sulle persone. La cosa interessante è proprio questa, il valore aggiunto lo fanno le persone, sono le persone che devono essere messe al centro, ci siamo un po' dimenticati. Ma se io per produrre una buona scarpa devo venderla a 10 euro e fuori del mio naso so che posso venderla solo a 5 euro, che cosa devo eliminare? Perché viene spontaneo la qualità, no? No, assolutamente, la qualità non deve assolutamente essere. Allora è la scatola che elimino? No, lei, dove vendo la scatola? Lei si sta concentrando sul prodotto. Esatto. Lei deve concentrarsi su tutte le attività che sono fatte all'interno di un'azienda. Pensiamo, le faccio un esempio. Il controllo delle fatture passive, che è un'attività tipica che viene fatta in azienda. Questa è un'attività quelli che non pagano? Sì, per esempio. Ma scusi se io traduco in termini molto più spicci. No, ma non necessariamente quelli che non pagano. Stiamo parlando delle fatture che il cliente in questo caso deve evidentemente pagare, tipicamente che arrivano dai nostri fornitori. È chiaro che io un controllo lo devo fare, ma se questo controllo lo faccio sia in ufficio amministrativo sia in ufficio acquisti, chiaramente sto duplicando le attività. Ma quindi ancora esiste questa duplicazione? Purtroppo sì, quindi le aziende... Ma è come spararsi sui piedi? Ma guardi, è vero cioè che... due controlli per una maggiore garanzia o due controlli perché c'è ridondanza? Due controlli perché c'è ridondanza e perché si è sempre fatto così e nessuno l'ha mai messo in discussione. Lei forse ha in mente le piccolissime aziende dove lo spreco effettivamente esiste sempre meno chiaramente perché le risorse sono scarse, certo. Questo l'abbiamo detto, ma pensiamo alle aziende ben più grandi, le aziende strutturate e ne abbiamo molte anche nel nostro territorio. Queste aziende stanno sicuramente soffrendo ma continuano a sprecare. Questo stiamo dicendo e continuano a sprecare a partire dalle scorte che mantengono al magazzino per esempio, quindi quando parliamo perché fanno scorte in magazzino se non vendono? Verrebbe spontaneo, scusi, è come se io andassi a fare la spesa sapendo che in settimana non sono mai a casa a mangiare né a pranzo né a cena. Certo. È ovvio che io compro, ma poi butterò via questa roba. Sì, ma le scorte in realtà in azienda sono lungo tutto il processo, quindi quando parliamo di scorte non parliamo solo di scorte di prodotto finito, parliamo di scorte di semilavorati, parliamo di scorte di materie prime, quindi il corso lavoro, quindi work in progress, queste sono le scorte. Il dimensionamento di questa scorta è da mettere in discussione, quindi si tratta di asciugare completamente dare risposta immediata ad una commissione. Questo è il tema. Oppure io riesco che se ho una commissione in 4 e 4 un po' come l'informatica cloud. No? Non ho più bisogno di avere il software o l'hardware in casa, ho bisogno di una cosa, vado in questo ipotetico grande magazzino mondiale e recupero quello che mi serve, ma forse questi hanno paura e dicono non è disponibile il materiale che mi serve, non riesco a rispondere alla commissione. Questi sono dei vincoli che devono essere in qualche modo messi in discussione. Ma è un fatto di mentalità? È un fatto di mentalità, ma è soprattutto un fatto di organizzazione, nel senso che noi siamo sempre stati abituati a lavorare secondo una logica lotti e code, tipicamente detta. Lotti e code, quindi per reparti produttivi o per job shop. Noi dobbiamo invece lavorare su una logica di flusso, quindi sicuramente avvicinarci al mercato in logica just in time e quindi ridurre e comprimere tutti i tempi di attraversamento. La riduzione dei tempi di attraversamento porta necessariamente anche alla riduzione delle scorte, era proprio questo quello che volevo dire. Quindi riuscire a comprimere il più possibile il tempo di attraversamento, questo porta evidentemente a delle efficienze incredibili in azienda. E quindi significa anche mettere in discussione i processi, chiaramente, perché se non si mettono in discussione i processi queste cose non succedono. Cioè, vuol dire come se io sono in cucina a un ristorante, invece che, ripeto, avere la dispensa piena di tutti gli ortaggi possibili e immaginabili, capire nel momento in cui dice uno arriva, voglio la pasta con le melanzane, cosa corro al mercato a prendere le melanzane, oppure in qualche modo... Dico che oggi si mangia melanzane e c'ho la melanzana fresca e poi... È tutto un tema di sincronizzazione verso il mercato, quello che bisogna avere chiaramente è la scorta giusta al momento giusto. Quindi ci vuole forse la conoscenza del mercato che spesso non si ha. Sì, anche, io direi però che bisogna cambiare anche il modo con cui si va sul mercato, perché adesso noi abbiamo parlato di riduzione dello spreco, riduzione dell'attività non valore aggiunto, però giustamente lei mi sta in qualche modo contestando dicendo le aziende ormai le risorse le hanno già, sono già scarse. Possono ridurre e eliminare il personale, ma ci sono delle procedure che sicuramente poi sicuramente non è il personale in discussione in questo caso quando si applicano queste tecniche.
quindi abbiamo detto da una parte c'è la lotta allo spreco. Quello che le posso dire è che ci sono molte aziende che continuano a sprecare malgrado la crisi, non c'è dubbio, sicuramente hanno ridotto le attività inefficienti, ma di inefficienza ce n'è ancora molta da combattere. Di spreco vorrei parlare con lei subito dopo la pubblicità, voglio capire come si fa in tempi così difficili a continuare a sprecare, proprio come, ripeto, spararsi sui piedi. Certo. Torniamo subito dopo il break, grazie. Di nuovo in studio con noi questa mattina abbiamo Gianni Dal Pozzo, consulente di sistemi direzionali. Stiamo cercando di capire con lui, insomma, come si può gestire un'impresa per non morire in questo momento in cui da una parte c'è il mercato che fa poche richieste, dall'altro c'è una contrazione dei consumi, un mercato dove la concorrenza è spietata. Tutte le imprese, la piccola e media impresa perlomeno che caratterizza questo territorio, dice che non ce la fa più, e a noi è sempre sembrato che abbiano applicato al meglio, no? Il tirare la cinghia, tra virgolette. Lei invece arriva qui bello spavaldo e dice no, si possono ridurre gli sprechi anche nelle piccole imprese, mi pare di capire. Nelle piccole imprese. Sicuramente le piccole imprese sono quelle che sprecano meno per definizione, ma per questo, perché è anche insito nella nostra cultura, la cultura veneta tipica, l'attenzione ai costi, e fa già parte del nostro DNA. Però ma non basta. Chiudono anche le piccole e medie imprese. Chiudono assolutamente anche le piccole e medie imprese perché, e lo stavo dicendo prima, in realtà è vero che dobbiamo fare lotta allo spreco, ma non basta. In alcuni casi non basta perché le aziende, come lei ha detto, hanno già tirato la cinghia e in alcuni casi sono andati anche oltre. Quello che devono fare è riuscire a aumentare la loro competitività, quindi da una parte sicuramente diventando più efficienti, e le assicuro che spazio per l'efficienza ce n'è, d'altra parte si parla di miglioramento continuo, non bisogna mai pensare di essere arrivati alla fine. Però per anche... diventare più efficienti, mi perdoni, sì, vuol dire che qui in questo territorio un po' abbiamo anche venduto lucciole per lanterne, cioè sì, con questa leitmotiv dell'essere la locomotiva, del lavorare tanto, dell'essere sempre tanto impegnati. Alla fine è un'immagine, poi magari facciamo le stesse, diciamo così, troviamo le stesse scappatoie di altri. Ma questo non lo so, io quello che posso dire sicuramente è che l'operosità ci passiamo come giapponesi e poi come giapponesi scopriamo che andiamo in giro per il mondo. Non lo siamo per niente come giapponesi, perché tutto quello di cui stiamo parlando, quindi la filosofia giapponese in particolare a cui facciamo riferimento, quindi il modello Toyota o lean thinking, visto che vogliamo usare anche termini occidentali, in alcuni casi è ancora molto distante dal nostro territorio, per cui per fortuna magari anche. Sì, in alcuni casi per fortuna, ma direi sicuramente c'è un modello organizzativo che ormai sta dominando, che è il modello appunto della lean organization. Questo ormai è un dato di fatto, non possiamo dire che questa sia una filosofia semplicemente che soltanto le grandi aziende possono applicare. Le grandi aziende necessariamente l'hanno applicata, in particolare il settore automobilistico, e stiamo parlando di grandissime imprese, questa cosa l'hanno fatta ancora negli anni 90, chiaramente. Quello che dobbiamo fare è cercare di trasferire... Il comparto automobilistico è più in crisi di altri comparti. Il mercato automobilistico è in crisi come tutti gli altri mercati perché c'è una crisi di domanda in questo caso, quindi, ed era l'altra cosa che io volevo dire, è che qui da una parte bisogna combattere contro le attività che non danno valore aggiunto, ma a un certo punto, se non c'è mercato, noi possiamo combattere finché vogliamo, dobbiamo incrementare i volumi. Ecco, bisogna innovare anche non solo sui prodotti, perché oggi si parla, diciamo, le ricette sono sempre innovazione, competizione, piuttosto che globalizzazione, però continuiamo a dire che dobbiamo andare sul mercato globale, ma signore, ormai questa cosa la diamola per scontata, bisogna andare. Perché anche la Cina aumenta, il Brasile aumenta, ma anche la loro crescita è ridotta rispetto a quello che poteva essere 5-6 anni Bisogna fa. aumentare le proprie quote di mercato. È una questione matematica. Per crescere in competizione bisogna da una parte ridurre i costi e dall'altra aumentare i ricavi. Abbiamo parlato di riduzione costi da una parte, adesso bisogna parlare di come aumentare i ricavi. Review, mettere le tasse a tutti senza perequazione. Ma su questo io personalmente non sono d'accordo, perché poi dopo si parla di spending review come lotta allo spreco, secondo me sono due cose completamente diverse. Ma parliamo invece di come andare sul mercato e quale potrebbe essere un modo innovativo per aumentare la propria quota di mercato malgrado il mercato
stia comunque calando, quindi se calano i consumi necessariamente calano i per volumi. dare qualche consiglio magari a questi giovani, no? Che insomma il 37% di giovani disoccupati è pesantissimo. Non c'è dubbio. Però c'è anche un calo del coraggio di fare impresa, che oggi potrebbe essere anche impresa composta da 1 o 2 individui, no? Sì, Quindi sì. imprese sempre meno strutturate ma che hanno le idee. Che tipo di consiglio dare a questi giovani che non sanno lo start-up di cui ci siamo riempiti la bocca tanto, cioè dove lo trovano, come fanno? Ci vuole qualcuno che un filo gli dia un filo, poi loro magari riescono a srotolare la matassa, riescono a uscire dal labirinto. Guarda, io faccio fatica a dare consigli o suggerire in un contesto di crisi come quello di oggi. Io quello che posso dire però è che se penso al mercato bisogna pensare non più soltanto al prodotto, ma bisogna pensare neanche più al servizio, perché si va addirittura oltre, bisogna pensare all'utilità di questo prodotto. E quindi io faccio degli esempi che riguardano i miei clienti, quelli che pur in crisi significa crisi di volumi, perdita di capacità di reddito, comunque sono riuscite a mantenere la propria competizione. Hanno fatto innovando non soltanto sul prodotto, perché voglio dire, è dato per scontato il prodotto, se non è, come dire, aderente a quelle che sono le specifiche i fabbisogni del mercato, evidentemente il prodotto non si vende. Certo, però se io faccio sedie, posso farle più innovative possibili, ma se io non ho i soldi per comprare una sedia, mi tengo la sedia vecchia, quella innovativa mi lusinga ma fino a un certo punto. Tanto è vero che qui il mercato di quei prodotti è assolutamente in crisi in modo... E magari se devo comprarmi una sedia vado a comprarmi quella essenziale perché costa molto meno di quella ipertecnologica. Io le faccio un esempio e questo non è un esempio definitivo o risolutivo di tutti i problemi, le faccio un esempio però di mercati che hanno a che fare con reti distributive, che hanno a che fare con i modi di installazione per esempio o altro. Che ne so, settore della produzione di macchine per il gelato. In questo caso di produttori di macchine per gelato ce ne sono evidentemente tanti, ma quali sono quelli che oggi crescono più degli altri e quindi riescono ad acquisire quote di mercato rispetto ad altri? Quelli che fanno il gelato caldo. No, quelli che insegnano agli artigiani del gelato come fare un gelato migliore. Perché dico questo? Perché aiutare a questo punto il proprio cliente a essere ancora più bravo, a migliorarsi ulteriormente e quindi evidentemente acquisire più clienti è una leva su cui lavorare per far sì che venga acquisito il proprio prodotto. Quindi farsi carico anche nel corso di formazione. Quindi farsi carico, perfetto, anche di pezzi di utilità che prima non erano considerati. Prima il cliente in questo caso comprava semplicemente il prodotto e valutava l'azienda per il prodotto che acquistava. Oggi necessariamente il cliente deve ottenere un servizio in più. In questo caso si parla anche di academy, di formazione. Il tema della formazione è fondamentale. Perché si è anche capito che, voglio dire, posso avere anche una bellissima macchina con tutte le tecnologie più avanzate, ma se non so i segreti del gelato, certo, faccio fatica a fare un buon prodotto. Questo è proprio magari faccio meglio a farlo in metodo tradizionale. Questo è l'esempio, ma le potrei fare anche altri esempi. Sì, aziende che producono materiale elettrico, come fanno ad acquisire più clienti? In questo caso i loro clienti sono gli installatori, insegnando agli installatori metodi e tecniche, per esempio per evitare i corticircuiti, per la tecnologia bassa piuttosto che sistemi domotici, quindi insegnano un mestiere nuovo ai propri clienti. Questo è il modo per acquisire un nuovo mercato. Quindi questo significa essere innovativi, non solo più sul prodotto, questo l'abbiamo detto, sicuramente innovare sui prodotti è necessario, indispensabile, ma bisogna innovare anche... Il prodotto innovativo magari va a soddisfare le richieste di una nicchia di mercato esclusivo, certo, di lusso, che è quello che vediamo che funziona. Quello è uno dei mercati che continua a funzionare. Sì, però il lusso funziona, ma sono pochi quelli che se lo possono... Di una nicchia, certo, quindi non può soddisfare. Chiaro. Quindi ci può essere la nicchia del lusso, ma ci deve essere anche la massa, cioè cercare di intercettare. Io direi una delle formule, non è necessariamente la formula, passare da prodotto a utilità e quindi progettare dei servizi legati al prodotto che siano utili al destinatario, al cliente finale. Quindi chi produce soprammobili o suppellettili è meglio che o si inventa un oggetto bello che abbia una funzionalità, oppure prendi un oggetto funzionale e lo rendi bello. Per esempio.
Che diventa... Facendo un po' di brainstorming siamo riusciti anche a quindi una individuare no? una soluzione innovativa da proporre. Una grattugia che diventa un oggetto da mettere un portafotografia, magari potrebbe essere anche. Questa mi sembra un po' azzardata, però insomma sicuramente... si guadagni spazio comunque, perché la grattugia sta fuori, sopra la credenza, e alla bisogna la utilizzi. Sicuramente bisogna pensare a funzioni d'uso differenti, su questo non c'è dubbio. Noi pensavamo per esempio ai telecomandi semplicemente come apri cancello. Oggi il telecomando di una casa non solo apre il cancello, ma per esempio ci accende le luci della casa, ci fa partire la caldaia. Ecco, questo significa funzioni d'uso. Non parliamo di iPhone, non parliamo di iPad, che hanno addirittura stravolto il mercato. Questo è un esempio eclatante, ma parliamo anche di cose molto più... costano, no? Non c'è dubbio, costano, ma... Anche se tutti continuiamo a comprarle queste cose, perché allora abbinato al prodotto c'è anche un approccio all'acquisto di questo prodotto, cosa che non si pensava fino a qualche anno fa. Oggi con la tariffa del canone per il tuo traffico hai l'apparecchio, anche se poi e tutta una serie di funzioni lo paghi il triplo di quello che va al valore nel mercato. Questo non c'è dubbio, infatti in questo caso anche ora una volta si è passati da prodotto, quindi tanto è vero che ormai non si vendono più telefonini, ma si è passati a servizio, quindi vengono venduti i servizi e il traffico in questo caso, ma non solo più il traffico, ma tutte le funzioni d'uso collegate al traffico. E si torna a proposito di magazzino di deposito, si torna ad una rateizzazione, perché ovviamente... Sì, questo però è pericoloso, perché è diverso, perché il credito al consumo... No, il credito al consumo non è più come un tempo, quando eravamo in tempi positivi, che chi non aveva disponibilità per poter accaparrarsi beni superflui rateizzava, no? Che mentre adesso se vai a chiedere un prestito di 100 euro in banca devi, non so, lasciare 5 litri di sangue, eri invece incentivato anche a comprarti una stupidaggine che non ti serviva, e ti anticipavano anche il doppio magari del valore di quella stupidaggine. Così. No, io penso proprio a questo nuovo metodo di concepire anche il commercio, la vendita. Ma guardi, una cosa innovativa che è successa per esempio è vendere il servizio piuttosto, quasi una specie di affitto, ma tanto è vero che si parla, cose. Stavo appunto dicendo, ci sono ormai sui beni strumentali, ormai nessun bene strumentale, insomma, soprattutto i beni industriali, strumentali intendo, ormai sono tutti in rental, tutti in affitto. Pensiamo ai carrelli elevatori, ormai quale azienda acquista un carrello elevatore che costa 30-40 mila euro? Oggi si compra il servizio, il noleggio, il full rental, all'interno del quale c'è chiaramente anche tutta la parte di service, la parte di ricambio e così via, il mantenimento a questo punto dell'attrezzatura sempre efficiente. Questa cosa naturalmente è nata nelle auto e sta passando via via chiaramente a tutti gli altri prodotti strumentali che tipicamente in azienda vengono utilizzati. Questo è un esempio. È nato nelle auto, però non nelle auto di uso privato. No, nelle auto di uso privato questo... Ma perché è in Italia che abbiamo il culto della proprietà dell'auto? Ma io non penso che l'Italia abbia particolare culto dell'auto, sicuramente il culto della casa non c'è dubbio, perché questo è caratteristico del nostro paese, anche se devo dire con le tasse che oggi conosciamo evidentemente diventa sempre più difficile. No, sull'auto è un bene di proprietà, evidentemente il car sharing di cui tanto se ne è parlato non è decollato, ma non è decollato in Italia, non è decollato neanche nel resto del mondo. E come mai secondo lei? Francamente, perché se ci penso l'auto è un bene costoso, sì. È un bene comunque ormai per alcuni irrinunciabile, perché per alcuni diventa motivo di lavoro, certo. Non di tutti. Sì. E quindi però ha una voce di spesa notevole, se pensiamo anche all'assicurazione, se pensiamo al di là del carburante dell'autostrada, sì, alla manutenzione. Però è diventato in alcuni casi un bene strumentale a tutti gli effetti, per cui proprio perché è un bene strumentale difficilmente uno riesce a condividerlo con qualcun altro. Sicuramente in quanto bene strumentale però c'è stata un'incredibile crescita delle società di noleggio a lungo termine delle auto, quindi a questo punto non più soltanto le aziende che tipicamente sono più predisposte, ma anche a questo punto affitti una macchina, non è possibile? No, direi di no, perché non conviene, sicuramente perché i costi di gestione sono esageratamente più alti, non c'è dubbio. Adesso una domanda abbastanza provocatrice, no? Allora, è ovvio che il vostro lavoro in molte aziende, piccole e grandi che avete, studia un po' la situazione della singola azienda, sì, e cerca di fare una strategia, no? Certo. E ci riuscite? Beh, insomma, direi di sì, ma questa risposta chiaramente potrebbe anche non convincerla. Quello che dico invece di più convincente è che spesso
proprio per essere convincenti nei confronti dell'imprenditore che ci affida questo tipo di incarico. Si richiama come il medico, insomma, uno ha una sì, malattia, uno dice... ci chiama, c'ha un problema e cerca di capire se noi siamo in grado di risolverlo. Chiaramente dobbiamo dimostrare, non solo attraverso le referenze, ma attraverso anche uno studio di fattibilità, la nostra capacità di leggere prima di tutto il problema e quindi dall'altra parte di progettare un intervento di miglioramento, ma la cosa più credibile che possiamo mettere in campo è il fatto di legare i nostri onorari, i nostri compensi al successo del progetto. Questa è l'unica cosa che garantisce. Venite pagate solo se salvate la baracca? Solo se... Scusi questa semplificazione. Allora, innanzitutto spesso si parla di una parte variabile, chiaramente, non di tutta la parte variabile, è ovvio. Ma questo certamente sì, lo facciamo ed è il modo anche per essere più seri possibile nei confronti dell'imprenditore che in alcuni casi effettivamente sta soffrendo e chiede aiuto a dei professionisti che fanno questo di mestiere. Non c'è il rischio che veniate scambiati per i tagliatori di teste? No, direi di no, anche perché il nostro mestiere è proprio quello di lavorare con le risorse umane, con le persone, e tutti questi modelli che mettiamo in campo hanno alla base proprio la persona, quindi sono le persone in qualche modo che portano il miglioramento in azienda, quindi non potremmo mai permetterci di entrare in azienda e tagliare le teste, perché tagliare le teste significherebbe affossare veramente l'azienda in quel caso. Ci fa un esempio, ovviamente senza fare nomi di riferimento, di come da una situazione che il proprietario, i titolari di questa azienda più o meno piccola, insomma se è una società per azioni o quello che è, da una situazione che apparentemente è drammatica, voi siete riusciti a risollevarla, forse perché, qual è il principale problema che magari il titolare non vede all'interno della sua azienda? Ma guardi, allora, secondo me quello che è più corretto dire in questi casi, non vorrei fare di esempi di aziende in situazioni drammatiche, vorrei piuttosto portare degli esempi di aziende comunque sane, perché comunque stiamo parlando di aziende sane, che sono sicuramente malate, poverette. No, ma quelle malate sicuramente hanno bisogno di cure differenti, hanno bisogno di cure tipo ristrutturazioni. Noi non facciamo ristrutturazioni, quindi non siamo per definizione tagliatori di teste e per definizione non lavoriamo con aziende che sono necessariamente in crisi e fanno fatica a sollevarsi, ma perché non hanno mercato, perché non hanno prodotto, perché non hanno marchio. Quindi era importante sottolineare il suo ruolo. Non sono queste le nostre, il giornalista serve anche. Non c'è dubbio, non sono queste le nostre aziende. Le nostre aziende sono tendenzialmente sane, sicuramente possono avere dei problemi di competitività, sicuramente hanno la necessità di diventare più efficienti, piuttosto che innovare la propria offerta verso il mercato. Innovare la propria offerta verso il mercato non è necessariamente sul prodotto, ma può essere anche nel servizio, quindi ridurre i tempi di attraversamento, quindi essere più rapidi, piuttosto che offrire un prodotto con qualità addirittura superiore, piuttosto che offrire un prodotto a costi inferiori. Questi sono gli interventi che facciamo noi, quindi l'esempio che volevo portarle, quindi per ritornare alla domanda e non citare a questo punto un caso di un'azienda malata, ma semplicemente parlare di un'azienda ottimizzata, si può dire? Sì, assolutamente sana, ma che aveva spazio di miglioramento. È questo, azienda che produce piccoli elettrodomestici ad uso professionale, tempo di risposta al mercato 7-8-9 settimane, variabili. Il fatto che si fossero variabili, questo le dice già, la capacità di essere puntuali sul mercato evidentemente mancava e questo era un elemento non positivo. Noi quello che abbiamo fatto è stato quello di ridurre il tempo di risposta al mercato, quindi portarlo da 7-8 settimane, dimezzarlo addirittura, quindi arrivare a 4 settimane, mantenendo sempre la promessa, quindi riuscendo a essere puntuali rispetto a questa risposta, ma soprattutto riducendo del 40% il tempo ciclo, ovvero il costo. E come avete fatto? Riprogettando completamente il processo produttivo, quindi abbiamo rivisto la linea, prima si lavorava secondo la logica di lotto. Di spazi, di organizzazione anche del lavoro, anche disposizione delle scrivanie, banalmente. Anche di layout, non banalmente, perché sicuramente quando si tocca layout si toccano anche modalità operative tipicamente consolidate. Il problema vero è che sono consolidate, quindi prima di tutto dobbiamo convincere le persone che cambiando anche layout e anche chiaramente i processi. Come si fa in casa propria quando si cambiano i mobili, si scopre che una diversa disposizione dà più spazio, diventa più razionale. E diventa più funzionale. Sì, assolutamente sì, è proprio così. Siamo in chiusura, una domanda è necessaria, appunto vi siete dei consulenti di sistemi direzionali, c'è, se vogliamo considerare un paese, è comunque un'azienda, è comunque un'impresa, è comunque un sistema. Qualche suggerimento? Si può ottimizzare la gestione della politica? Guardi, questa è una bellissima domanda, perché è da tempo che io dico
che non basta semplicemente la spending review, ma bisogna rivedere completamente i processi, che a questo punto sono processi che riguardano aziende pubbliche, ma che hanno a che fare comunque non più con clienti ma con cittadini. Se noi pensiamo per esempio alla sanità e pensiamo che la nostra sanità ha il 60-70% dei costi, fatto 100 i costi della sanità sono costi di natura amministrativa, questo ce la dice lunga. E se pensiamo al valore aggiunto trasferito al cittadino, in questo caso non è certamente la parte amministrativa del processo, è sicuramente la parte di cura al paziente, ma questo è semplicemente un esempio. Quello che secondo me è giusto citare in questo caso è una legge di Washington, ma stiamo parlando di un anno fa, quindi non stiamo parlando di tanto tempo fa, promossa nello Stato di Washington, dove qualsiasi riorganizzazione della cosa pubblica, della pubblica amministrazione, deve essere fatta secondo i principi della Lean Organization, ovvero tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. Quindi sicuramente questa non è una frontiera, è una cosa che già altri stati stanno facendo, noi chiaramente arriviamo sempre in ritardo. Lei ma ovviamente evidentemente non si candida, no? No, assolutamente no. Bene, concludiamo qui questa mattinata. Ringrazio Gianni Del Pozzo, consulente di sistemi direzionali, magari abbiamo dato qualche indicazione per come ottimizzare e rendere meno pesante la vita economica e non solo economica del nostro Paese. Torniamo domani mattina con 7 in punto durante la giornata ai nostri telegiornali. Grazie e arrivederci.